Ciao Azzuris, andiamo alle notizie del Napoli prima di chiedervi il vostro prezioso like e la vostra preziosa iscrizione a questo canale, così potete sempre essere informati sulle novità del Napoli. Forza Napoli! Nelle ultime ore sembra quasi che non si sia parlato d'altro. La bomba sganciata ieri dal Times sulle evidenti aperture di José Mourinho, recentemente uscito dalla Roma, nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che a sua volta è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Ci sono pochi dubbi sull'addio a fine stagione di Walter Mazzarri, figura alla quale il patrono azzurro si è affidato per cercare di rimediare a una stagione che si stava complicando. Il suo contratto, come ormai noto, è valido fino al 30 giugno, quindi ci sono tante voci sulla panchina del Napoli nonostante sia solo gennaio. E se lo Special One fosse il nuovo allenatore del Napoli? Inutile dire che le indiscrezioni delle ultime ore hanno scatenato soprattutto la piazza azzurra, fortemente divisa sul possibile arrivo del portoghese all'ombra del Vesuvio. Intanto l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sulla questione, svelando la situazione attuale secondo le ultime notizie. José Mourinho è l'ultima suggestione che ha caratterizzato la vigilia della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma stasera, alle 20, ora italiana. L'allenatore è appena esonerato dalla Roma, che ha scelto di rivolgersi a Daniele De Rossi, sta cercando per una squadra, e c'è chi crede in un suo trasferimento al Napoli a fine stagione, tanto che si parla anche di un contatto tra il numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, e il suo agente Jorge Mendes. Al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa, considerando che la strada da percorrere fino alla fine della stagione in corso è ancora lunga e molto può ancora cambiare. Ma è chiaro che le ultime indiscrezioni al riguardo pongono l'accento su un tema che presto potrebbe monopolizzare il dibattito. Secondo voi, Mourinho è un buon nome per il Napolis? Secondo me sarebbe un buon nome per il Napoli. Ora voglio conoscere la tua opinione nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie.